Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venciu. Come ogni venerdì vi portiamo con noi, vi facciamo vedere i vari lavori, le varie mansioni che dobbiamo fare e come siamo organizzati durante i vari periodi dell'anno. Siamo a metà dicembre, nel momento in cui stiamo registrando questo video. Siamo ormai nel pieno periodo della potatura, nel senso che abbiamo già fatto alcuni ettari, vari ettari ce li abbiamo davanti da potare e ci stiamo dedicando principalmente a questo lavoro. Sta facendo delle belle giornate soleggiate, abbastanza fresche, secche, quindi come diciamo sempre è il momento ideale per la potatura, comunque sono le condizioni ottimali per fare la potatura, in modo tale che i tagli che andiamo a portare nei vari punti delle viti poi si possano andare a cicatrizzare in modo corretto. Oggi non parleremo direttamente di potatura, ma di un lavoretto annesso che comunque facciamo durante questo periodo dell'anno. Avevamo già fatto alcuni video a riguardo di questo argomento, cioè la propagazione delle nostre viti per talee o per propagine, chiamiamola come vogliamo, comunque insomma per andare a occupare degli spazi lasciati liberi senza dover andare a acquistare delle nuove viti. Come avete visto, noi la adottiamo abbastanza diffusamente nella nostra zona e nella nostra azienda, diciamo che è una tecnica abbastanza diffusa dalle nostre parti perché sicuramente è abbastanza economica e si riesce in breve tempo a comunque a sistemare un po' i vigneti qualora ci siano delle fallanze, vuoi per il mal dell'esca, vuoi per la flavescenza dorata, come abbiamo fatto vedere in qualche video scorso. Purtroppo nelle nostre zone ci sono queste problematiche, per cui andiamo a tamponarle anche con questa tecnica. Poi ovviamente in alcuni vigneti andremo a fare in primavera delle nuove, inseriamo delle nuove barbatelle. Magari in alcuni commenti sotto qualche video che abbiamo fatto si emergevano criticità legate alla fillossera o legate al fatto che fosse a piede franco, quindi meno resistente, e quindi magari adesso sviluppiamo alcune considerazioni legate a questo argomento. Come vedete in questo caso noi siamo di fronte a una vite nella quale abbiamo lavorato sugli speroni dell'anno scorso, quindi abbiamo portato continuità linfatica e poi abbiamo lasciato questo lungo tralcio proprio perché questo possa essere interrato, e vedete che qui abbiamo un paio di spazi che potremo andare a occupare con questo ramo, con questo tralcio, e dall'altra parte abbiamo fatto la stessa cosa con quest'altra vite, quindi con quest'altro tralcio. Quindi cercheremo oggi di andare a tamponare questa fascia, appunto andando a interrare questi tralci. In pratica come funziona questa tecnica? Noi durante la potatura andiamo a segnalare, ci troviamo bene a segnalare con del nastrino in modo tale che poi andiamo a intercettare velocemente i punti dove andare a fare queste propagini. In pratica dovremmo andare a creare un taglio qui nel suolo, noi ci troviamo con il piccone in modo tale da creare un solco all'interno del quale andremo ad alloggiare questo tralcio. Ovviamente da questo tralcio verranno fuori delle radici che porteranno poi contenuto linfatico nella parte apicale durante lo sviluppo del fusto. In pratica quando noi andremo ad interrare questo tralcio, che dovremo manovrare con delicatezza perché ovviamente bisogna stare attenti a non romperlo, ovviamente queste gemme che si posizioneranno nella parte interrata verranno a svilupparsi appunto, proprio da queste gemme si svilupperanno le radici che daranno origine poi appunto all'apparato radicale del nuovo fusto. Ovviamente questo darà origine a una vite a piede franco, quindi come si commenta spesso sotto questi video che facciamo, questa vite tecnicamente è attaccabile da fillossera, però questa tecnica ormai nelle nostre zone veramente è sviluppata da decenni e decenni, per cui e ci sta dando comunque ottimi risultati e non abbiamo avuto finora problemi relativi a questa cosa, anzi addirittura riusciamo a tamponare queste fallanze in modo abbastanza easy, abbastanza veloce, con di fatto un dispendio solo energetico di tempo. Indicativamente prima di fare lo scavetto dobbiamo andare a più o meno ipotizzare dove questo tralcio può effettivamente andare a cadere, quindi in questo caso più o meno al dritto di qua dove ho i piedi andremo a fare questo solco. Vedete, comunque passando col diserbo meccanico ci dà veramente una mano a trovare una terra veramente facilmente lavorabile. Il solco dovrà essere lungo più o meno un mezzo metro, 60-70 centimetri, e comunque che abbia una buona profondità proprio per andare a interrare in modo corretto il tralcio, una profondità che può essere una ventina, trentina di centimetri. Una volta fatto lo scavetto noi generalmente andiamo a mettere un tutore in questo caso di ferro,
che più o meno posizioniamo nel punto in cui poi vogliamo allevare il fusto. Ecco, quindi procediamo con l'inserimento del tutore nel terreno e poi lo andiamo a bloccare. A volte usiamo le clips metalliche, a volte usiamo il tubetto, a seconda un po' di quello che abbiamo di fatto durante il giorno a disposizione. E una volta fissato bene il nostro tutore, di fatto siamo pronti per andare a interrare il tralcio. Quindi con estrema delicatezza andiamo a piegare il nostro tralcio che abbiamo scelto per fare questa propagine e andiamo a inserirlo bene nel terreno. Non è tanto importante che esca con chissà quante gemme dal terreno, l'importante è che abbia una buona dose di gemme, in questo caso ne abbiamo almeno 1, 2, 3, 4, 5, 6 interrate, che saranno poi appunto la matrice per creare le radici. Poi delicatamente andiamo a posizionare la terra sopra, quindi andremo a creare proprio un bel interramento e riporteremo il resto della terra sopra, in modo tale che veramente questa parte di tralcio possa lavorare bene e creare queste radicolette che poi pian pianino daranno una mano al fusto a crescere. Ecco, vedete, noi abbiamo il nostro tralcio che è stato interrato, abbiamo detto. Ora dobbiamo andare a legarlo al tutore. Qua si può anche decidere di tenere 2 o 3 gemme fuori dalla terra, in modo tale da irrobustire bene il nuovo fusto, il nuovo germogliamento. Quando abbiamo 2 o 3 gemme è più che sufficiente. E andiamo a bloccarlo ancora con il tubetto in modo tale da farlo crescere abbastanza verticale. Di fatto il lavoro invernale è concluso, nel senso che quello che possiamo fare in questo periodo è questo. Eventualmente si può posizionare una protezione come questa, in modo tale che andiamo a tutelare la nostra nuova piantina, andiamo a bloccarla e di fatto, come dicevamo, il nostro lavoro invernale è concluso. Ora si possono fare alcune valutazioni sulle gemme, non tanto quelle in uscita, ma quelle pre-entrata, come in questo caso. Ovviamente qui sotto abbiamo le gemme che lavoreranno e faranno le radichette. Tutte queste gemme qui, sotto diciamo il filo di banchina, tecnicamente si potrebbero andare a cercare in questo modo. Perché? Perché di fatto queste gemme a noi non interessano per l'anno prossimo, ma potrebbero appunto portare via della linfa, dell'energia alla pianta. Ora, alcuni nei commenti appunto ci avevano scritto se era possibile, se era consigliabile. Di fatto noi non lo facciamo spesso, nel senso che in inverno facciamo velocemente l'interramento, facciamo velocemente questa propagine e facciamo subito l'altra in modo tale da concentrare un po' gli sforzi. In estate, quando noi passiamo a fare la potatura verde, diciamo la scacchiatura, la pulizia delle teste, buttiamo anche un occhio nella parte diciamo dove abbiamo gli interramenti diciamo di questi tralci e andremo eventualmente a ripulirli. Ecco, noi dopo ci troviamo bene a segnalarle con questo fiocchetto, perché con questo nastrino, perché ovviamente in periodo invernale riusciamo a individuarle subito e andiamo a fare il lavoro velocemente. Seconda cosa, nel periodo appunto estivo possiamo monitorarle durante i vari lavori che facciamo, soprattutto la pulizia delle teste, riusciamo poi a concentrarci sulle gemme. E l'anno prossimo in potatura invernale, sovrappensiero, in teoria non corriamo il rischio di andare a tagliare questo tralcio che altrimenti interromperebbe il flusso di linfa. Questo perché? Perché il collegamento di questo tralcio con la parte diciamo che si sta sviluppando le radici e ovviamente quella aerea è importante soprattutto i primi 2 o 3 anni. Dopo si può andare a tagliarlo senza problemi, però per i primi 2 o 3 anni la nuova vite ha ancora bisogno di questo collegamento diciamo con la vite di partenza, per cui è molto importante creare attenzione vicino a questo arco, proprio perché durante la potatura invernale non andiamo a tagliarlo. Ecco, analogamente andremo a fare il lavoro anche per questo tralcio, proprio per andare a compensare questa mancanza. Ovviamente questo lavoro comporta ovviamente un po' di dispersione di tempo, perché una volta finita la potatura di questo vigneto o dei vari vigneti, ecco, passiamo a gestire, a fare anche questo lavoro. Però secondo noi insomma il vantaggio permette insomma ecco anche di gestire questo tipo di lavoro, fare anche questo tipo di lavoro durante
il periodo invernale. Ovviamente dobbiamo giocare molto con la flessibilità che ha la vite senza eccedere troppo. Ecco, anche in questo caso andiamo ad apporre il nostro tutore, quindi andiamo a posizionare, purtroppo ci sono dei sassi in questo vigneto, comunque dai, è sufficiente. In questo caso possiamo andare a bloccarlo con la clip, dato che abbiamo questa possibilità, e facciamo vedere, molto più semplice rispetto al tubetto, bella fissa, molto fissa, ci troviamo veramente bene. E ora andremo a legare la nostra nuova vite al tutore. Ecco, anche in questo caso, vedete, noi potremmo andare anche a legarlo tutto, però diciamo può essere, in alcuni vigneti tendiamo anche a lasciarlo lungo, in questo vigneto qua conosciamo che la vigoria è quella che è, a volte è meglio non forzare troppo, quindi andremo ad accorciare un po' il nostro tralcio, andiamo ovviamente a legarlo bene al tutore, in modo tale che ci sia comunque diciamo, ecco, un'aderenza al tutore, e poi procederemo appunto con la sua protezione come nel caso precedente, e blocchiamo anche questo così non scappa via con il vento, con i ganci, perché questi sono tutti diciamo protezioni che abbiamo già usato un paio di anni, per cui magari non sono così elastiche e rischiano di essere un po' più usurate. Ecco, avete un po' visto come ci organizziamo noi per fare questo tipo di lavoro, per andare a sostituire una parte, ecco, delle viti morte. Ovviamente in primavera in alcuni vigneti dobbiamo andare comunque a intervenire con l'inserimento di nuove barbatelle, proprio per andare a tenere, diciamo, vivo il vigneto. Ecco, su questa tecnica possiamo fare queste considerazioni secondo la nostra esperienza, cioè bisogna avere delle viti vigorose per andare a fare questo tipo di lavoro, proprio perché il tralcio, avete visto, deve essere bello lungo per essere interrato e poi fuori uscire. Più che la fillossera, noi teniamo proprio il Maldellesca e la flavescenza dorata. Questo perché? Perché in un vigneto come in questo caso di Corvina, che è stato comunque colpito soprattutto da Maldellesca, noi abbiamo alcune fallanze da andare a sostituire. Il fatto che andremo a lavorare sempre con un materiale che troviamo all'interno di questo vigneto, di fatto può essere che in parte alcune di queste margotte, alcune di queste, diciamo, propagini che andiamo a fare svilupperanno questi sintomi del mal dell'esca, perché la vite madre magari non ha avuto questi grandi sintomi durante il periodo estivo e anche invernale. Durante la potatura non l'abbiamo riconosciuta fortemente sintomatica, noi l'abbiamo potata e poi magari l'anno successivo emergono alcune sintomatologie, per cui il rischio può essere quello di fare un lavoro che non sempre ripaghi a pieno. Onestamente, facendo una statistica, abbiamo visto che nel medio-lungo termine si riesce ad avere ottimi risultati e a mantenere comunque i vigneti belli vivi senza grandi perdite di ceppi. Però bisogna tenere in considerazione che una parte di queste margotte, di queste propagini che andiamo a fare, una parte potrebbero essere sintomatiche nel giro di 2 o 3 anni. Ecco, l'altra considerazione che noi teniamo sempre a fare è che questo metodo ci garantisce di, in breve tempo, senza grandi dispendi sia energetici che economici, di andare a tamponare un po' il grosso delle fallanze. Non hanno grandi stress idrici le nuove piante, perché? Perché ovviamente non sono altro che il frutto del collegamento ancora con la vite madre, per cui grossi stress idrici nel periodo estivo nei primi anni non ne abbiamo, proprio per questo motivo, per cui riusciamo a gestire il vigneto. L'irrigazione eventuale di emergenza che dovremmo andare a fare non ci comporta grandi corse, perché ovviamente non dobbiamo considerarle come delle viti giovani, mentre nei vigneti dove andiamo a fare le rimesse con i nuovi ceppi, quindi nuove barbatelle acquistate, ovviamente in quel caso lì dobbiamo sempre considerare che prima che entri in stress idrico dobbiamo intervenire con l'acqua, proprio perché in estate ovviamente, proprio perché abbiamo la presenza magari di 500, 1000, 1200, 1500 barbatelle nuove all'interno di quell'ettaro, per cui ovviamente bisogna sempre andare a considerare questa opzione.
Ecco, allora siamo arrivati alla fine anche di questo video. Come avete visto abbiamo fatto vedere un po' come ci organizziamo a fare questo lavoro. Ovviamente scriveteci come siete organizzati voi, se lo fate, come lo fate, se avete delle esperienze legate a questo lavoro, quindi ci fa molto piacere. Ecco, qua nella parte finale vi lasceremo qui a fianco delle copertine, potete linkarle con contenuti simili a questi, quindi delle altre margotte o comunque propagine che abbiamo fatto nelle stagioni scorse. Vi ringraziamo di essere stati con noi, ci vediamo venerdì con una nuova puntata.